Mirko De Gelone oggi una partita diciamo facile, si è sbloccata subito contro il Breganze, sono andati in gol diversi giocatori, in porta Filippo Poletti e anche il fratello Francesco ha avuto del minutaggio, ha avuto la soddisfazione del gol, quindi credo che sia una partita che ti è servita. Sì, ci è servita anche per provare qualcosina, ma soprattutto per prendere sempre più consapevolezza. Avevo chiesto ai ragazzi una prova di maturità e così è stata, perché comunque sia queste partite qua sembrano facili, ma magari anche sotto il profilo mentale possono complicarsi, invece siamo stati lì sul pezzo tutta la partita e abbiamo avuto anche la soddisfazione di fare esordire in maniera concreta Francesco e si è mosso bene, ha fatto gol, quindi siamo contenti. Ecco, sia nel primo tempo che nel secondo hai dato la possibilità diciamo, a diversi viareggini di rimanere nel quintetto base, no? Anche questo direi è un premio per la società, una valorizzazione anche di chi è cresciuto nel vivaio, è bello anche questo che ti hai dato spazio anche da questo punto di vista. Sì, no, la nostra squadra, come ho già detto, è composta da 7 decimi viareggini e quindi è giusto che loro abbiano uno spazio da protagonisti, anche perché sono giocatori che comunque meritano questo spazio, perché comunque se siamo in quella posizione di classifica attualmente è merito sicuramente anche loro, perché comunque la squadra è completa in tutte le sue forme con tutti e 10 giocatori e il contributo dei viareggini è stra importante. Sabato a Sarzana la solita pista, una delle alcune di questo campionato che è difficile, no? Se non sei abituato sempre a giocarci, però ormai i giocatori una volta all'anno ci vanno e sono abituati in qualche modo. Sì, Sarzana devi prepararla sempre in maniera particolare perché è una pista dove si gioca un hockey diverso e quindi in settimana ci lavoreremo, andiamo tranquilli, stiamo bene, siamo anche in una posizione di classifica che ci soddisfa, sappiamo quanto dura sarà, però abbiamo una scia positiva che ci fa andare anche a Sarzana ben speranti. Bene, grazie, in bocca al lupo e buon lavoro ancora.